Buonasera a tutti, Visti TV, il tenore de oggi di E20, de Santucaini, due missa e 20 chimbe. Bene, non nos hemos entesos eris por os solitos motivos o de manifestaciones, e de preciso contra la fabbrica de sal bombas, aquí in Sardegna, fabbricare bombas che poi hanno una buchia decente in altro loco, le distruggere, cantubata. Quindi riteniamo che non sia giusto che questa terra servata a produrre strumento di morte e che carichi popolosamente la Sardegna come produttore di morte. Bene, vediamo come si presenta Sadie, la die si presenta De Goi, coculato, oh, un mese coculato, insomma era abbastanza cucusata Zaida, però non del sottottoca a macro le biaitino praticamente sidene in mezzo a sonnuvese. Ecco qua un'altra fotografia, alta che un po' scampo largo, insomma questa nube sono venendo verso quest'ala e si muovono sempre insomma stessi senso. Vediamo su la valle che non narata, mezzo coculato viene la saldecca e poi dopo coculato è sottotto, torna a sparazzare a pacchetto, ma poi verso il battere pro e puro. Però solo vengono 20% è probabilità che insomma quindi non metta, cioè 20% cioè, l'intensità delle sabba è proprio pispisane. E diamo scrasa, crasa non mostra ma tessi abba pacca insomma lena verso a 7, poi zelat e poi torna a cominciare che una balena sempre da Sasugna che viene alla Sastrese e poi mezzo popolato. Comentamos che nello toccamento di Dolu, il numero è ospite alla 60 Batolano, finché è morto Daniele Ozzai, Pastore, Brate de Rosa, Pina e Gina. L'intero non si iscrive che anneste perché mi ha fatto cosa di sbrigare insomma e non ha una gara vissato. Condolente alle pazienti, a famiglia Totto, da parte di BCTV, Totto nos lamentiamo di Daniele Ozzai, del Sassoro, insomma, in Saian Parisi, e vabbè, insomma, in campagna, la Montevideo sono di Aconsare, insomma, una persona che tutti scrivono appunto chi è it. Bene, elisimo, ecco, questa è la manifestazione, non vi abbiamo sesi, questa è la strada che hanno da SRVM, in pratica si deve Haiti di impedire il cambio turno, che veste a cursora più o meno, però poi dopo gli operai che devono entrare, che sono colato, a piedi, in campagna, insomma, che sono arrivato dalle Palas e non bisogna colare questa strada che noi siamo bloccati, insomma, ecco. Ecco qua. Poi a Saina siamo restato, strado, scordone di polizia, una parte a un'ala, una parte a Sattere, insomma, e vabbè, poi vabbè, la manifestazione, che noi queríamos pure di porre sotto attenzione questa cosa, viene questa Brabbica ha fatto una parte abusiva e come spettine su via la valutazione ambientale, dopo però che l'ha fatta, cioè invece noi andiamo, ecco, questa parte abusiva hanno demolita oppure hanno comunque mandata a Procura della Repubblica e poi hanno il progetto e lo presentano. La stessa regione decide se anche su via oppure no, comunque noi, con noi resta sa contrarietà. Bene, ieri è stata una di sportiva, non ha poi la diretta che anche giocato a tardo, che hanno partita già inizia e comunque la Vitesse ha perduto che sono in scuola, insomma 1-3 eppure già l'Ulese praticamente ha perduto 1-0 su San Marco. In classifica più o meno sono pari, Vitesse e l'Ulese hanno un punto di distanza tra le ultime, insomma, ecco qua. Vabbè, le ultime tutte spattate, che in 0 punti,
però a 3 punti lo ben un po' più tanto, insomma. Rischiamo 3 punti del risultato, sono meta, che Artia non abbassa questa classifica a meta, insomma, ecco, tanto questo chi si in scuola, in un bel che sta andata a finire, vediamo un po', ecco, a Kimbe punto, insomma, se ha perduto in scuola e c'è delle condizioni addirittura galo pur bassa di cosa di sabitese. Vabbè, 3 spunte sono mette. Andiamo da innanzi, internodale, pasterpaglia, degrado e molti ritardi, siamo già di nuvolo, siamo già danne, si parla di imminente apertura, ma per quanto da parte nostra ci sia fiducia, lo stato dei luoghi non fa ben pensare, afferma Bastianella Buffoni, che è dell'opposizione, consigliera comunale di minoranza, gruppo Siamo Numero, mentre osserva il centro internodale che allo stato attuale diffonde degrado e abbandono. Ci sono sterpaglie, residui di lavorazioni, al momento la situazione non è quella che ci viene rappresentata, altro che apertura entro l'anno. Un centro internodale atteso da anni, capace di suscitare reazioni e approcci differenti. Oggi nell'aula consiliare del comune di Nuoro è attesa la firma della convenzione per la gestione dell'importante infrastruttura. Da una parte ARST e Regione, presente la governatrice Alessandra Todde, dall'altra il sindaco Emiliano Fino con gli assessori e il presidente dell'ATP Gianni Pin, internodale autobus, eccetera, eccetera, insomma. Vabbè. Del casino, racconta Gaza, del casino este su Pittore Orgolesu, de Aterue, ma è stato in cosa da metà tempo, mostra all'Exme fino al 31 ottobre. Una mostra su Gaza, ispirata dall'artista Francesco del Casino, si svolge a Nuoro, all'Exme, promossa dall'AMPI provinciale, guidata da Graziano Pintori. L'iniziativa è ideata e dipinta dal maestro Francesco del Casino sulla violenza distruttiva dell'esercito israeliano nella città di Gaza. L'esposizione si sviluppa su 24 pannelli indicati con un numero progressivo per poter seguire correttamente un viaggio immaginario di Antonio Gramsci in compagnia di una capretta tra le macerie della città palestinese. La mostra sta riscuotendo interesse da parte di un pubblico sempre più numeroso. L'esposizione resterà aperta fino al 31 ottobre nell'Exme di Piazza Mameli, tutti i giorni a partire dalle ore 9. Un piccolo Cagliari travolto alla Domus, la testa al Verona. La testa al Verona, vabbè, la testa. Bruciante sconfitta con il Bologna per la squadra di Fabio Pisaccane, tanti attaccanti, poco gioco e 0 gol. Manovra, prima scintille in maggioranza, siamo già da anni di regione, via libera entro l'anno, entrate, l'assessore attende la convocazione di Giorgetti, cioè invece l'avvertenza entrate, perché si stato che non chiede mai pagare. Alle 10 vertice con tutti i consiglieri del campo largo e Meloni che è al bilancio. Le condizioni per un via libera agevole alla finanziaria 2026 ci sono tutte. Stavolta la legge di bilancio dovrebbe essere approvata entro il 31 dicembre, ma le vecchie abitudini sono dure a morire. Per esempio, in vista del primo ok in giunta, l'assessore al bilancio Giuseppe Meloni PD ha chiesto ai colleghi assessori di fare proposte realistiche senza scostarsi dalle previsioni e invece, secondo le prime indiscrezioni, si trova a che fare con uno scostamento molto consistente. Per questo anche all'ultimo vertice del partito in Consiglio regionale si sarebbe detto molto preoccupato. Sessione travagliata. La sessione di bilancio rischia di diventare travagliata. In presenza di uno sbilanciamento di partenza, il Consiglio sarà chiamato a fare il solito lavoro di riduzione delle aspettative rispetto a previsioni irrealistiche della Giunta, che si traducono anche in varie centinaia di migliaia di euro in più rispetto a quanto
si può effettivamente spendere. Insomma, qualcosa nel metodo non funziona. Arrivano conti sbagliati e il Consiglio deve rimettere le cose a posto con gli assessori nella parte dei generosi che danno risposte nella manovra a qualsiasi esigenza e i consiglieri in quella dei cattivi che hanno bisogno di coltivare l'elettorato, insomma, in pratica l'uso sintetizzo dei gai. Polo nautico, siamo già danno di Sant'Antioco, l'eccellenza nelle aree da bonificare, è legata a tutta la questione della crisi di questa zona sul Cilieglesiente, la bonifica ambientale delle aree Ecche Sardegna, Sardamaga di Sant'Antioco, come leva per una rigenerazione duratura e sostenibile, capace di riconnettere la comunità al mare. E in sintesi la proposta presentata al convegno bilancio Sulcis, Cilieglesiente e obiettivo 2030 dal Comitato Tecnico Transizione Sostenibile. L'hanno battezzata Sulcis Rigenerati ed è un piano integrato per il rilancio socio-economico del territorio che hai appuntato prima su tutto su questa industria, abbandonando terra e mare. Bastianino Mossa, riconfermato presidente degli emigrati sardi, battestato sul congresso del Safasi, un congresso tempestoso a canto parete, poi vabbè, che sono posto di accordo, è eletto per il secondo mandato consecutivo dai 300 delegati riuniti ad Alghero. Il prossimo triennio che dovrà affrontare la fase sarà cruciale per tutti noi. Foreste aperte, abitti, immersioni nella natura, laboratori, escursioni, tradizioni, spettacoli, sport, enogastronomia. 26 ottobre, Bitti. Informazioni e prenotazioni 392 933 3300 nel parco di Tepilora. Escursioni foreste aperte nel campo di Tepilora. 26 ottobre appunto Bitti, 2 novembre Posada, 8 novembre Torpè, 15 novembre Lodè. Manovra ok, al taglio dell'IRPEF salgono le tensioni e bonus mamme. Nuove regole per la rottamazione, via libera alla flat tax per i papperoni stranieri, aumentano le accise su tabacchi e carburanti. Potete iscrivere. Affitti brevi, cedolare secca al 26%. Questo naturalmente dobbiamo guardare dall'Italia, è Stato, questo è il Parlamento, tutto questo sono regola nuova la chiesta stabilita sul governo, quindi la manovra finanziaria, insomma. È atteso in settimana l'approdo dell'articolo della legge di bilancio in Parlamento, per poi avviare, dopo le procedure di prassi, la sessione di bilancio che quest'anno inizia al Senato. Si punta alla modifica del testo già martedì, ma la data potrebbe slittare di qualche giorno. Ad ogni modo, se la tabella di marcia venisse rispettata, già dall'ultima settimana di ottobre potrebbero iniziare le audizioni davanti alle commissioni bilancio per poi procedere con la presentazione degli emendamenti ed il voto in prima lettura a Palazzo Madama. E va bene, tra tax, rottamazione, banche, pensioni e bonus mamme, incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate di 20 euro al mese. Il bonus mamme sarà rafforzato per le mamme lavoratrici dipendenti ed autonome con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio è riconosciuta dall'INPS una somma non imponibile di 60 euro mensili contro i 40 euro del 2025. Carburante e tabacchi, arriva la manovra, in manovra una radicalizzazione delle azioni
ecco qua, vediamo sposta. Quindi ripigliamo dai nocchi, buon anno che la bittesa perdito, che si riscola, Montalbo, 1-3, quindi la classifica è firmata, poi la bittesa ha batto spunto, pure l'Ulesa perdito e restata a 3 spunti. L'Ulese praticamente ha perdito che su San Marco, la partita inveniente, la Vitesse la gioca attacchi su Silanus, più o meno a pari punti, la Lulese la gioca attacchi su Pattada, che è ultima in classifica. Si spera quindi che una esatta a cada punto, in modo tale da poter arziare in classifica. Andiamo al soggiornale, vi andiamo impresse, interno dale tra sterpaglie, degrado e molti ritardi, siamo nel danni dei nuvoli, l'interno dale è praticamente un deposito del SARS, del SAS postale, che deve essere fatto mento da commente scomo, ma accanto pare tra l'annato che l'inaugurano, ma la minoranza Ergoleso, ho naturalizzato Ergoleso che ha fatto una mostra sul morto del Gaza, il Senegal a su 31, del cui Luccagliari ha piccato una battosta, insomma, su Bologna, quindi Luccagliari pure, insomma, non è bene posto, bruciante sconfitta con il Bologna per la squadra di Fabio Pisacane, tanti attaccanti, poco gioco e 0 gol. No, redundante manovra prime scintille in maggioranza, battono la lamentela dell'assessore al bilancio Meloni, che narra chi paria tutto punto, possa finanziaria, deve poter approvare into del su 31 de Natale, ma accanto pare va difficoltà che lo scussizzeri si ha un avuto modifica già determinata chiaramente dai impegno di collegio di Soro e quindi tutto questo ha che slittare l'approvazione della finanziaria. Polo nautico d'eccellenza nelle aree da bonificare, siamo già danni su sulcis iglesiente, in umbe prima gli hanno puntato tutto su per l'industria e come sono cominciano a scoprire che vanno un mare e una terra. Ecco, posso mare che è una riconversione in modo tale da lo poter utilizzare a fine turistico. Andiamo da innanzi, Bastianino Mossa, riconfermato presidente degli emigrati sardi, siamo già nella fase che va in un congresso tempestoso, che intanto si scontrano, poi a Saine però Bastianino Mossa è riuscito a confermare presidente. Manovra ok al taglio dell'IRPEF, salgono pensioni e bonus mamme. Intanto queste le moderne sul governo, chiaramente deve iniziare la finanziaria, entrare in Senato, questa via non in Camera prima, come inteso la sanno, e comunque batta, nuove regole per la rottamazione, via libera la flat tax per i paperoni stranieri, però sono aumentato dai 200.000 euro a 300.000 euro, che chiede tornare in Italia, aumentano le accise sui tabacchi e carburanti, cioè la sigaretta è una cosa di pruso, e mentre la benzina l'accisa al minimo, il suo gasolio aumenta, quindi assai gasolio e benzina hanno a costare belle che uguale. Affitti brevi, cedolare secca al 26%, mentre prima ITI al 21%. Poi sul primo anno, insomma, per il primo immobile, cioè non per sul primo anno, poi un immobile solito al 21%, con Martiana, tutto al 26%, che è da affittare pro una via, due al via, affitti brevi, insomma. Hamas viola i patti e l'IDF fa 44 morti. Poi riparte la tregua, cioè in cui pare che va patapito sparatoria
Hamas Nara non siamo stati noi, non schiamo che sono, e quello vanno appituto al morto, l'israeliano, il ferto, il soldato, e hanno bombardato che venne 40 persone. Intanto Zelensky ha tapito un incontro che in Trump, che l'ha nato che Putin che era tapputerio su Donbass, insomma. Quindi che si deve porre l'anima in pacche e veludare, casi non ha che distruiti l'Ucraina. Trump liquami sui virtuali sui cortei, gli iscritti che battapito 7 milioni di persone che sono abbassate in piazza in America, diviso in tante città, protestando che non querendo un re, no kings, non queremos un re, insomma. Trump resta già appunto di re, di imperatore. Trump tanti ha fatto che l'intelligenza artificiale ha fatto un filmato in un paese guidato un aereo e getta merda a tutti, insomma, che sono manifestanti, cioè getta lì qua mi dai questo aereo, sa fantasia sua. Andiamo all'ultima nova, finti operai entrano nel Louvre e rubano il tesoro di Napoleone. C'è una bella beffa, posto francese, la grandeur francese, questo sono a posto un ponteggio praticamente che in ascensore, cioè una scala, no? Che non berberte un ascensore giusto per si scala, hanno molato sul filo, fridono, che sono entrato già intro, e hanno affunato canto, baiata del tesoro di Napoleone. Gaza, la tregua è di nuovo appesando un filo, soldati uccisi e nuovo raid aereo in Israele. Poi se non l'avete inteso, noi scusi, l'avete fatto in tempo all'interno, in visti per storia cortese, cioè in foresta aperta, in un belleato con sestinoche, no, macchinoche. Boh, la perdita. Eccolo qua, foreste aperte, 26 ottobre a Bitti, nel parco di Teppilora 2025, poi Patessi Rimposada, poi in Terpè e poi in Lodè. Stancamos, ritengo de oggi. Naturalmente sempre scusarne, mi può non aver funzionato bene, ma purtroppo non vi potrò che nulla, cioè non sarete saccheste e non resesso alla domani. Poi la presa che tocca che io dopo pure frequente sul microfono se funziona, no, che lui fuori di vista si spiega sul microfono e quindi non mi ne visto sempre. Tocca a chi mi gira poi ogni tanto a controllare il microfono funzionante e la telecamera. Bene, che in questo terminamos, ponemos a sigla del termine, che ponemos a occhio un attimo, ecco qua, e nos damos appuntamento torno a casa. Scusate. Intanto non riesco che l'avete inteso, è molto Daniele Alzai, non riesco di sentirlo, non riesco, aspettiamo che possano il manifesto. A mezzo vedere, di buona tutto, dai, Pizzi TV. Adios e mezzo da casa.